è stato un avanguardista anche dei tempi, quando è uno dei primi che ha scelto di dedicarsi alla vendita al dettaglio, sapendo che il mondo era cambiato, che quindi si doveva concentrare su quello. È stato un grande lavoratore, un grande esempio per il territorio. È commosso il senatore ed ex sindaco di Calalzo Luca De Carlo, Calaltino Doc. La notizia della morte di Beppino De Menego è circolata stamattina in paese, dove tutti attendevano notizie della sua salute. De Menego, 89 anni, ieri pomeriggio era stato investito a Calalzo mentre attraversava la statale sulle strisce pedonali proprio davanti al suo punto vendita in via Nazionale. Sbalzato per una ventina di metri dopo aver picchiato la testa sul montante del parabrezza, De Menego aveva perso i sensi, ma all'arrivo dei soccorritori sembrava essersi ripreso. Ai sanitari del SUEM 118 era riuscito anche a fornire le sue generalità, ma per le condizioni di salute da codice 3 era stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Treviso. Lì, nel tardo pomeriggio, De Menego è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'addome che non è bastato. Una persona che ha dato tanto al paese, di straordinaria generosità, che ha esportato Calalzo in tutta la provincia, in tutta la regione e non solo. Oggi i suoi punti vendita sono ormai sinonimo di qualità in tantissime città. Lascia un vuoto importante Beppino De Menego, imprenditore attento e lungimirante, dal piccolo laboratorio per la produzione di lenti per occhiali da sole e da vista, il balzo nel campo della vendita al dettaglio che in 60 anni ha portato all'apertura di una quarantina di punti vendita in tutto il nord-est e in Emilia-Romagna. Per sviluppare la rete, 4 anni fa, la decisione di cedere l'80% delle quote a un fondo, mantenendo le restanti in capo alla famiglia. De Menego, dell'omonimo marchio, era presidente onorario e nell'azienda sono rimaste la moglie Marisa e le figlie Iole e Giovanna. Tutta la comunità si stringerà intorno alla famiglia, perché insomma Beppino è stato un esempio e l'emblema di quella operosità cadorina e calaltina che ci ha sempre contraddistinto. La data dei funerali non è ancora stata resa nota. Sul fronte delle indagini i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sotto shock il cinquantenne cadorino che l'ha investito e che era al volante di una Fiat Panda che viaggiava verso Pieve di Cadore. L'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.